Al via i saldi estivi e dopo l'annus horribilis la speranza è che riparta la corsa allo shopping. Abbiamo chiesto ai commercianti come sta andando questo primo giorno di saldi. Abbiamo buone previsioni, vediamo che comunque la gente è attiva durante la settimana, durante i weekend magari un po' meno perché preferiscono andare in vacanza o in giro, però siamo positivi. Bene, sono partiti un po' a rilento, però adesso la situazione si sta normalizzando. Ci sono tanti turisti e qualche ragazzo giovane anche. Stanno andando molto bene, sì dai, ci stiamo organizzando molto e è una bella giornata, speriamo che sia una giornata proficua per tutti. E se per la maggior parte dei commercianti i saldi sono previsti solo in alcune stagioni, per altri sono costanti e fanno parte di strategie politiche aziendali. Abbiamo sempre delle offerte, abbiamo sempre degli sconti, ogni mese cambiamo le offerte che abbiamo in negozio e noi lavoriamo tanto sulle offerte che possiamo proporre al cliente. Negli ultimi anni molte realtà commerciali si sono dovute adattare ad una nuova realtà, aprendo canali e-commerce. Ma allora, quale sarà il futuro dei negozi? Sicuramente l'e-commerce è un'attrattiva interessante, molte persone e molte aziende si stanno spostando anche su quei canali, però non abbandonando il commercio di vicinato ai quali sono abituati. Quindi il futuro sarà una situazione ibrida. Secondo me il miglior sconto è il bravo commerciante che ti sappia vendere il prodotto giusto.